Lei oggi chi ricorda? Mio papà. Mio papà è una zia con il marito e 2 figli che aveva un garone. Mio papà invece è morto nel Vajont, al lavoro, era la cartiera che è proprio all'imbocco del Vajont, diciamo, neanche più trovato. Come si sopravvive a questo pesante fardello? Si sopravvive anche perché ho avuto la fortuna di avere una mamma forte, ci ha aiutato tantissimo. E che posso dire? Io credo che grazie a lei abbiamo superato, benché è stata dura anche per lei. I miei genitori e 4 fratelli. Si sono ricostruite le case, Sì. ma i cuori, le anime? I cuori, è sempre stata una cosa brutta. Frammenti di vita che scorrono come lacrime e che il tempo non ha asciugato. Impossibile non lasciarsi trasportare dai ricordi tra le centinaia di cippi bianchi del cimitero di Fortonia per il 57° anniversario del disastro del Vajont. E c'è una sottile linea rossa che collega le lacrime di ieri a quelle di oggi. Quest'anno c'è questa comunanza che comunque ci lega con questa pandemia, questo coronavirus che ci ha colpito, e penso che sia doveroso accomunare 2 storie che sicuramente hanno genesi diverse ma hanno provocato e stanno provocando ancora tanto dolore. Tra le corone d'alloro e i tributi delle massime autorità, tra cui il capo della protezione civile Angelo Borrelli, c'è spazio sia per la disillusione che per la speranza. 57 anni dopo cosa resta? 57 anni dopo resta che intanto le autorità non hanno imparato nulla da quella tragedia. Ecco, e purtroppo ogni anno siamo sempre meno che veniamo a onorare i nostri defunti. Oddio, per noi è sempre una giornata di lutto, però mi tocca dire che mia figlia è nata il 9 ottobre, per cui c'è anche la speranza, insomma.